Ma sei sicuro che non siamo in Toscana? Guarda là, Ponte Vecchio, il Battistero, lì c'è l'Arno, guarda là c'è Angela col suo kayak. Angela è toscana come questo paese praticamente. No. Sì, allora, siamo in Sardegna, questo è certo. Uno dei borghi più belli d'Italia e soprattutto un borgo che è diverso da tutti gli altri sardi. Vuoi per la presenza di questo fiume che la rende unica, l'unico fiume navigabile della Sardegna, ma anche l'unica città fluviale costruita proprio sulle sponde del fiume. E questo sicuramente la differenzia da tutte le altre città. Ma poi non manca niente, collina, la vallata agricola. Qualunque cosa sia, siamo in un posto incantevole. Il castello Malaspina è importantissimo, siamo nel Medioevo, nasce nella seconda metà del 1200. Certo che il castello è molto grande. Il castello era imponente. importantissimo nel periodo medievale, perché questo castello ha visto proprio la storia sarda del 300 e del 400 come elemento principale. Qui era la base operativa del giudicato d'Arborea con il grande giudice Mariano IV che inizia la lotta contro gli aragonesi. Mi immagino queste battaglie gigantesche, vedi, con flotte enormi per avere un castello del genere. Però il castello veniva usato come base operativa, per cui le battaglie erano altrove. Qui si decidevano le sorti e le spedizioni. Il quartier generale. Esatto. Insomma, la grandezza di questo castello è giustificata. È giustificato. Non è che avevano fatto come al solito magni cose tipo americane, troppo grandi. No, il castello era importante perché è situato su un centro già romano. Bosa era già romana e aveva il titolo di municipio, per cui era già un centro molto importante. Su un fiume navigabile, su un porto, uno dei pochi porti della costa occidentale della Sardegna, un porto molto grande, per cui ecco, questi elementi hanno fatto sì che insomma, la città cresce anche di importanza e non poteva dunque non essere rivista anche da possibili castellani feudatari. Grazie. Prego. She spreads her love